Allora, cominciamo questa adunanza con un compito cui teniamo molto, che è molto gradito, è la commemorazione dei soci. In questo caso è la commemorazione del socio effettivo Luigi Chicco Bianchi di Gino, a cui molto questo istituto deve e che molto bene gli ha voluto. E prego Alberto Amadori di tenere la commemorazione. Al termine della commemorazione interromperemo la seduta brevemente per salutare la famiglia e dopo riprenderemo i lavori. A te, Alberto. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere qui stamani. Spero che comprenderete la mia emozione e il motivo per cui mi sono costretto a seguire una traccia scritta. In questa stessa data, appena un anno fa, abbiamo festeggiato il 90° compleanno di Luigi Chicco Bianchi con un convegno scientifico di livello eccellente, come era suo solito del resto, riunendo gran parte dei colleghi e degli amici storici che con lui hanno scritto un capitolo fondamentale dell'oncologia moderna. Luigi Chicco Bianchi nasce a Bari il 24 di aprile del 1933 e dopo aver frequentato il liceo classico si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari. Qui lo vedete giovanissimo Gino Chicco Bianchi, eccolo qua indicato dalla freccia, come allievo interno all'Istituto di Anatomia Umana Normale dell'Università di Bari. Si è laureato poi in medicina e chirurgia nel 1957 con il massimo dei voti della lode e dal 1957 al 1964 è stato nominato assistente volontario, come si usava nei tempi, e poi tecnico laureato presso l'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Bari, conseguendo il diploma di specializzazione in anatomia patologica e quindi la prima libera docenza in anatomia patologica sempre. Fin dai primi anni Chicco Bianchi ha intuito l'importanza del soggiorno presso laboratori esteri per la formazione di una mentalità medica moderna. Già alla fine degli anni 50, quando l'atteggiamento usuale nell'accademia era quello di cercare di inserirsi nella scia del proprio cattedratico di riferimento in attesa di una sistemazione, Chicco Bianchi non esitò a cercare gli orizzonti più ampi, recandosi nel 1958 presso la Fondazione Curie a Parigi per 6 mesi. In questa diapositiva voi vedete Gino a tavola con il suo mentore, che era il dottore Georges Rudally. E poi, non contento, si recò presso l'Istituto tedesco per il cancro di Berlino nel 1961, il Weizmann Institute di Rehovot in Israele. Bene, questa sua scommessa gli permise, eccolo qua, di stabilire delle collaborazioni molto preziose nella ricerca e dei legami di stima e spesso anche di amicizia molto profonda con i propri colleghi. E questi colleghi erano le migliori menti dell'oncologia internazionale. Tra queste, solo molti di voi ovviamente non le conoscono, solo per ricordarne alcuni, due coniugi, Eva e George Klein, che sono stati gli antesignani dello studio del virus di Epstein-Barr, quello responsabile ad esempio della mononucleosi infettiva e di molti linfomi. Robin Weiss, un virologo di fama internazionale, Max Essex, Jack Miller, scopritore del ruolo del timo nella funzione immunitaria, Ludwig Gross, Arnold Graffi, scopritore dell'omonimo virus. E appunto Graffi, un grande scienziato, una personalità eclettica, uno scienziato, pittore, musicista, proprio con Graffi la conoscenza procurò una amicizia molto profonda e stimolò gli studi di Chicco Bianchi sul virus che lui aveva scoperto. E voi vedete qui un lavoro su una rivista molto importante, una rivista che in quei tempi era preclusa alla maggior parte dei ricercatori, era
accessibile solo a pochissimi eletti ricercatori italiani, voi vedete un lavoro pubblicato con alcuni colleghi baresi, in anni in cui non era solito pubblicare su riviste di questo livello per gli autori italiani. Ma anche dopo che la sua carriera si era avviata solidamente, Gino continuò a vedere nei soggiorni in laboratori europei e statunitensi un'occasione preziosissima per confrontare le proprie esperienze con le tendenze più avanzate di ricerca nel campo della virologia oncologica, in un'ottica di una medicina moderna, multidisciplinare, che rimarrà la chiave di lettura principale della sua personalità scientifica. Nel 1965 Chieco Bianchi, assieme a un gruppo di colleghi anatomopatologi dell'Università di Bari, si trasferì all'Università di Padova, conseguendo le libere docenze in oncologia sperimentale e in patologia generale. E in questa diapositiva sono riportate le principali tappe della sua carriera accademica nell'Ateneo Patavino. Ai titoli accademici si affiancarono nel 71 2 idoneità primariali, eccole qua, di oncologia e di anatomia patologica, che aprivano la strada a quello che sempre è stato il suo sogno, ossia il trasferimento della sua profonda conoscenza dei modelli sperimentali oncologici nell'ambito della patologia tumorale umana. Dal 65 al 75 ricoprì la posizione di assistente di ruolo e aiuto presso l'Istituto di Anatomia Patologica, ovviamente dell'Università di Padova, professore incaricato di oncologia sperimentale nel 66, nel 75 vinse il concorso per professore di ruolo e fu chiamato alla cattedra di oncologia sperimentale. Nel 78 divenne professore ordinario di oncologia, una posizione che ricoprirà fino al collocamento fuori ruolo nel 2006. Ha istituito e diretto l'Istituto di Oncologia dall'86 al 96, divenendo successivamente direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, che aveva fondato insieme ai colleghi Mario Lise e Francesco Pagano, una carica che ha ricoperto fino al 2001. Nel 2006 è stato nominato professore emerito di oncologia. Accanto agli impegni di ricerca, Chieco Bianchi è stato ovviamente coinvolto in tutta una serie di attività gestionali, didattiche, cliniche che il suo ruolo implicava. Fondatore e direttore della Scuola di specializzazione in oncologia e del dottorato di ricerca in oncologia. Dall'86 al 2003 è stato responsabile primariale dell'unità assistenziale complessa di citologia diagnostica e diagnostica molecolare oncologica. Ma il suo impatto sulla sanità padovana e veneta si misura soprattutto con l'istituzione e la direzione del Centro Oncologico Regionale, fondato a Padova con Mario Lise nel 1985. Questo centro, per la prima volta, ha coagulato tutte le diverse competenze oncologiche presenti nella medicina padovana e veneta, impedendone la dispersione e favorendo la formazione di una massa critica in oncologia. Rimasto in vita fino al 1986, il COR, per ragioni eminentemente politiche, non si è trasformato, così come era negli auspici di Chieco Bianchi, in un IRCS oncologico, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che oggi invece esiste, perché questo COR, questo Centro Oncologico Regionale, ha rappresentato un'esperienza culturale e operativa fondamentale che nel 2005 ha permesso la costituzione da parte della Regione Veneto di un IRCS oncologico a Padova, l'Istituto Oncologico Veneto che noi conosciamo. Nel 1993 fu nominato prorettore con delega per la Facoltà di Medicina dall'allora magnifico rettore Gilberto Muraro e ho il consenso del professor Muraro per riportare qualche parola del ricordo che lui pronunciò nel discorso di addio a Gino Chieco Bianchi nel cortile del Bo il 27 giugno del 2023. Cito testualmente:
Poter parlare alla cerimonia dell'Alza Bara del professor Luigi Chiecobianchi è un grande privilegio, di cui ringrazio la famiglia e l'Ateneo. Tocca a me ricordare il generoso e prezioso contributo che egli dette al governo dell'Ateneo come prorettore con delega all'area medica durante il mio rettorato. Per trarre il meglio da tale ruolo occorreva un docente che ottenesse naturaliter, per prestigio scientifico e per capacità di relazioni umane, il rispetto dei colleghi. Lo identificai in Gino Chiecobianchi e fu la straordinaria convergenza di giudizi laudativi dei colleghi nei suoi confronti che mi indusse a scommettere su di lui. E mai scommessa fu più fortunata. Gino aveva infatti il dono della credibilità e della signorilità. In ogni problema era capace di togliere o almeno attenuare le asperità soggettive, consentendo di affrontare con maggiore serenità le difficoltà oggettive. A lui va in parte non piccola il merito di aver avviato sul binario giusto il confronto interno ed esterno in tema di organizzazione dell'assistenza sanitaria. L'Università di Padova arrivò in tempi tutto sommato brevi, a fronte dell'acceso confronto precedente, ad adottare il modello dell'azienda ospedaliera, che ha consentito la straordinaria crescita della sanità padovana, che a sua volta ha contribuito all'affermazione in campo nazionale del modello della sanità veneta. Ecco perché l'insigne studioso Luigi Chiecobianchi va ricordato con profonda gratitudine anche come generoso e capace servitore dell'Ateneo di Padova. Fin qui il professor Muraro. Le scoperte di Chiecobianchi lo hanno reso uno scienziato di indiscussa fama internazionale e un'autorità di primo piano nel campo della virologia oncologica. La sua figura ha contribuito in maniera determinante a sviluppare quel tessuto culturale che ha fatto sì che la ricerca italiana crescesse fino a raggiungere i livelli di prestigio già realizzati in altri paesi. Ma la visione olistica dell'oncologia moderna che Chiecobianchi ha sempre coltivato gli imponeva di non trascurare altri aspetti della biomedicina, dimenticando quelle gabbie disciplinari che per decenni hanno ingessato la nostra ricerca italiana. Fu pertanto vicino anche ad altre specialità mediche, come componente del consiglio direttivo della Società Italiana di Patologia dall'82 all'84, del gruppo di ematologia sperimentale della Società Italiana di Ematologia dal 79 all'85. Chiecobianchi, cosciente dell'insufficienza delle risorse ministeriali per le esigenze della ricerca biomedica, ha lasciato in Italia anche una profonda traccia nel campo della promozione dei finanziamenti alla ricerca scientifica. Nel 1969, insieme a un gruppo di scienziati, oltre 20 scienziati, tra cui Albert Sabin, Felice Gavosto, Alberto Marmont e Sante Tura, fondò l'Associazione Italiana contro le Leucemie, un'istituzione essenziale nel permettere le strette interazioni tra ematologi dedicati alla ricerca oncologica, oltre che nel sostenere finanziariamente la ricerca in questo campo. E in questa stessa diapositiva lo vediamo ad un convegno qui a Venezia nel 71 col premio Nobel Albert Sabin. Inoltre, Chiecobianchi, insieme a Umberto Veronesi, a Beppe Dalla Porta e altri scienziati, fu tra i fondatori di un'associazione senza la quale la ricerca oncologica italiana sarebbe rimasta al palo, l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, di cui vedete il simbolo qui in basso. Egli ne fu animatore costante, non solo con la propria autorevolezza scientifica come componente del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Advisory Board tra l'85 e il 94, il 2000, il 2003, il 2004 e il 2013, ma anche prodigandosi con generosità, personalmente, nelle campagne di raccolta fondi e di informazione al grande pubblico sui progressi raggiunti nell'avanzamento delle cure oncologiche e sulla prevenzione dei tumori grazie al contributo di AIRC. In campo internazionale
la sua credibilità scientifica lo ha visto impegnato in numerosissime iniziative. Già nel 1971 aderì alla International Association for Comparative Research on Leukemia and Related Diseases, un'associazione che raggruppava tutti i maggiori scienziati che si occupavano di leucemie in modelli animali e quindi nell'uomo. Chieco Bianchi ne fu presidente per 2 mandati, 89-91 e 99-2001. Innumerevoli i comitati scientifici di cui fu chiamato a prendere parte in Europa, Africa, Stati Uniti, tra cui, solo per nominare i più rilevanti, lo Scientific Council dell'International Agency for Research on Cancer di Lione, gli steering committees del Cancer Research Forum dell'Unione Europea, delle HTLV European Research Network e del Comitato Tecnico Cancerologie di Bruxelles. Le caratteristiche salienti della personalità di Chieco Bianchi sono sempre stati la passione e l'assidua applicazione allo studio e al lavoro, un'estrema curiosità verso tutto quello che era scientificamente nuovo ed originale, la capacità di stabilire connessioni tra campi e saperi diversi della biomedicina. La sua produzione scientifica inesauribile, incentrata essenzialmente su 3 tematiche che ricorrono per tutta la sua carriera e segnano l'evoluzione della sua figura di scienziato. La virologia oncologica, prima nei modelli sperimentali e poi nell'uomo, i rapporti tra oncologia e immunologia nel processo di crescita tumorale, i meccanismi genetici alla base della trasformazione neoplastica. In ciascuno di questi settori, coltivati assiduamente lungo tutta la sua carriera, raggiunse risultati di eccellenza assoluta. Chieco Bianchi affrontò inizialmente, durante i suoi anni baresi, il problema della cancerogenesi nei modelli sperimentali murini, nel topo e nelle cavie. Ma cominciava già da allora ad emergere, e ancor più si delineò dopo il trasferimento a Padova, la consapevolezza dell'importanza del ruolo di virus umani e soprattutto del sistema immunitario dell'ospite nel processo di crescita tumorale. Chieco Bianchi era scientificamente curiosissimo. Non a caso, oltre che presidente della Società Italiana di Cancerologia dal 1986 all'88, è stato uno dei fondatori e presidente del Gruppo di Cooperazione in Immunologia, una società scientifica un po' alternativa, direi, nata alla metà degli anni 70, che riuniva le menti più brillanti e promettenti della ricerca oncologica e immunologica italiana. Solo per nominare alcuni dei personaggi che la animavano: Alberto Mantovani, Dino Collavo, che è qui con noi, Guido Forni, tanti altri che hanno scritto la storia dell'immunologia italiana. Il gruppo si riuniva in convegni informali nella campagna toscana, e in questa diapositiva vedete un momento di relax a Cortona, in incontri scientificamente densissimi e stimolanti, attento alla sostanza scientifica più che alle convenzioni e ai paludamenti accademici. Ai tempi io ero un ragazzo, un ricercatore di poco più di 25 anni, pieno di entusiasmo, di voglia di fare, sorpreso dal clima di fraternità, rispetto, collaborazione che pervadeva l'intero gruppo e che prescindeva da età, anzianità, ruoli accademici, per lasciare il posto soltanto all'entusiasmo per una scienza che tutti insieme, grandi e piccoli, stavamo costruendo. L'intuizione di Chieco Bianchi sul ruolo capitale svolto dal sistema immunitario nella formazione dei tumori, che si è realizzata nel servizio assistenziale che per più di 20 anni ha diretto, è stata profetica. Oggi il trattamento dei tumori con un approccio combinato di chemioterapia classica e terapie immunologiche è lo standard e la promessa di un futuro migliore per i pazienti oncologici. L'ultimo ventennio del Novecento, con la scoperta dei retrovirus umani e in particolare del virus HIV,
responsabile del sindrome di immunodeficienza che conosciamo come AIDS, fu per Chieco Bianchi l'occasione per completare il suo sogno di un'oncologia multidisciplinare. E alle ricerche nei modelli sperimentali, Chieco Bianchi affiancò così lo studio del ruolo di HIV nell'alterazione della funzione immunitaria dei pazienti infettati e soprattutto ai suoi occhi di vecchio studioso dei virus leucemogeni murini nel processo di trasformazione neoplastica dei linfociti B e nello sviluppo di linfomi che è frequente in questi pazienti. E fu una stagione esaltante di ricerca, di scoperte trasversali tra virologia oncologica e immunologia, che vide tra il 1985 e la fine del secolo la pubblicazione di decine di lavori su prestigiose riviste internazionali e di quegli anni la fraterna amicizia con Robert Gallo, con cui collaborava fino dagli anni 70, e l'organizzazione, insieme ad un altro amico fraterno purtroppo perduto, che è G.B. Rossi, a Firenze, del 7º International Conference on AIDS, che riscosse un successo clamoroso che nessuno al tempo avrebbe potuto prevedere. Negli ultimi anni della sua carriera, Chieco Bianchi ha continuato ad aggiornarsi e stimolare la curiosità dei propri collaboratori sugli aspetti più moderni dell'oncologia. Ad esempio, una recente acquisizione, sappiamo che i tumori sono malattie multifattoriali e multigeniche dovute a un complesso di alterazioni, ma sappiamo oggi che una non piccola parte dei tumori di mammella e ovaio hanno una genesi eredo-familiare. Seguitemi con attenzione, non vorrei che mi fraintendeste che i tumori sono ereditari. Lo è una piccola frazione di tumori della mammella ed ovaio. In parole semplici, alcuni individui che sviluppano un tumore della mammella o dell'ovaio hanno nel loro patrimonio genetico un gene che si chiama BRCA anormale, per semplicità possiamo dire malato, che possono trasmettere ai propri discendenti. Questi, a loro volta, potranno sviluppare prima o poi lo stesso tumore. Chieco Bianchi capì subito l'importanza di questa scoperta e negli anni 90 avviò nel nostro istituto una nuova linea di ricerca incentrata sullo studio di questo gene, BRCA, a cui subito si affiancò la messa a punto della diagnosi della presenza di tale alterazione nei componenti sani di una famiglia con un membro affetto da un tumore dovuto all'alterazione BRCA. E la valenza clinica di questo approccio è evidente, credo, di straordinario significato, perché permette ai soggetti sani che appartengono a una famiglia, tra virgolette, malata, a rischio, gli permette di verificare la presenza o meno nel loro genoma delle alterazioni di questo gene, adottando nel caso un rigidissimo protocollo di prevenzione per la diagnosi precoce dell'insorgenza di tumore. Per la sua personalità scientifica e la statura nazionale e internazionale raggiunta in decenni di ricerca, nel 1987 gli è stato conferito il premio per la virologia dall'Accademia Nazionale dei Lincei. Un ultimo aspetto, per niente secondario, della personalità di Gino Chieco Bianchi è la sua profonda umanità. Accanto all'amore incondizionato per la ricerca, Gino non ha mai dimenticato la sua formazione umanistica. In questo stimolato anche dalla moglie, una studiosa di archeologia del nome di Anna Maria Martini, con cui ho condiviso più di 60 anni di vita e che oggi è qui con noi. Da questa unione, oltre a 3 amatissime figlie, è nata anche una profonda passione per l'arte, la musica, il bello in generale. Questo aspetto si è manifestato in un'iniziativa singolare. Chieco Bianchi
che con la moglie condivideva moltissime amicizie con tanti artisti e galleristi. Dai primi anni 2000 ha chiesto a tutti questi amici il dono di una loro opera d'arte da esporre nell'istituto che dirigeva, sull'esempio di quanto aveva visto tante volte nei suoi tanti soggiorni negli Stati Uniti, per esempio al mitico MIT a Boston, senza nulla volere per sé, se non il piacere di abbellire le stanze e i corridoi del nostro istituto, rendendo più bella e più piacevole la nostra fatica di ricercatori che passavamo in quelle stanze gran parte della nostra vita. Uno di questi artisti, il maestro Giovanni Soccol, è qui con noi per testimoniare ancora l'amicizia e l'affetto per Gino. Qualche mese fa la collezione d'arte Luigi Chiecobianchi è entrata a far parte del patrimonio museale dell'Università di Padova. Siamo fieri che l'Università abbia voluto includere nei tesori che hanno arricchito la storia plurisecolare che la caratterizza anche questa raccolta da opere, nata dalla passione e dal gusto raffinato di uno scienziato di straordinaria cultura, che ha onorato il nome dell'Ateneo col prestigio internazionale raggiunto durante un'intera vita di studio. Un uomo che ci piace ricordare per il suo rigore, la sua curiosità intellettuale, la sua poliedricità, il suo eclettismo, la sua cultura, come una sorta di scienziato rinascimentale. Vorrei però chiudere con una memoria personale che devo a Luigi Chiecobianchi. Gino, con cui ci conoscevamo fino agli anni 70, da quell'esperienza elettrizzante che vi ho mostrato del gruppo di cooperazione in immunologia, mi accolse nel 1984 a Padova, transfuga da Firenze, dove avevo vissuto per 10 anni un'esperienza scientificamente molto formativa, ma assolutamente disastrosa sul piano dei rapporti umani. Gino, incurante della pessima stampa di cui ai tempi io godevo a molti livelli e di convenzioni accademiche che lo avrebbero caldamente sconsigliato di ospitarmi, ebbe il coraggio di accogliermi nel suo istituto, mettendomi a disposizione il suo laboratorio e i mezzi per continuare il mio lavoro. In 40 anni di collaborazione strettissima, mai, non dico una lite, ma mai nemmeno uno screzio, un diverbio serio, solo un leale e costruttivo confronto di idee e di progettualità. La sua signorilità accademica, la discrezione, il tratto nobile con i colleghi, il suo contributo continuo ed equilibrato al dialogo, alla mediazione, al colloquio sono noti a tutti. Ma la stessa educazione, gli stessi modi garbati, la stessa finezza di comportamenti Gino le esercitava nei confronti di tutti i suoi collaboratori nell'istituto, dal ricercatore più anziano all'ultimo allievo interno appena entrato. Chiecobianchi ha saputo guidare il suo istituto con l'autorevolezza e con la cortesia, non con l'autorità, formando più di una generazione di scienziati e docenti con un esempio mirabile di passione, di abnegazione e di studio. E i suoi insegnamenti, qui lo vedete in un'immagine, in una riunione AIRC a Treviso nel 2007, i suoi insegnamenti sono destinati a rimanere nel tempo, ben oltre la sua presenza fisica, e la sua perdita lascia un vuoto che non sarà facilmente colmabile nella scienza medica italiana. È tutto, vi ringrazio. Grazie Alberto per questa bellissima commemorazione. Posso solo aggiungere a nome dell'istituto però il grande affetto e la grande gratitudine che abbiamo
per Gino Checco-Bianchi, per tutto quello che ha fatto per noi e per quello che rappresentava, come così bene detto Alberto, questa contaminazione fra saperi diversi che è stata così rilevante nella sua attività scientifica. Beh, è l'essenza della ragion d'essere delle accademie, naturalmente. E forse per quello anche in questo ambiente ha così tanto contribuito, facendosi voler bene, come avete visto nel ricordo di Alberto, però certamente è sentito fortemente da parte di tutto l'istituto. Grazie ancora. Interrompiamo brevemente la seduta per poter salutare decorosamente la famiglia e riprendiamo fra poco.